Eccoci qua mister, 2 volte in svantaggio, 2 volte avete recuperato, mi sembra abbiano segnato 2 difensori, almeno sulla carta, e tutto sommato un punto guadagnato per voi questo oggi. Ma è un punto dove equamente c'è la divisione della posta. Direi che abbiamo avuto anche delle situazioni, anche nel finale, 2 palle native, che se magari facciamo gol portiamo a casa anche i 3 punti, però insomma diciamo che è un risultato che rispecchia l'andamento della partita, una partita combattuta colpo su colpo da entrambe le contendenti, perciò direi insomma che è un punto che abbiamo preso, ci siamo divisi tra noi e il Portogallo. Il primo tempo è equilibrato, nel secondo tempo mi è sembrato che il Portogallo abbia alzato il baricentro e vi ha un po' pressato, messo in difficoltà. La partita forse si è svolta lì. Ma diciamo che il gol del Portogruaro è quello che sblocca la partita su una situazione del giocatore sulla fascia destra che riesce a superare il nostro difensore esterno, e da lì è cominciata una rincorsa, ma diciamo che forse sono partiti un po' meglio loro nel secondo tempo, ma poi noi ci siamo ripresi, abbiamo dimostrato di avere capacità di reazione e che siamo riusciti a restare in partita fino alla fine, anche poi quando siamo ritornati in svantaggio, e questo va dato merito ai ragazzi per aver fatto questo, ma bisogna anche dare merito a un Portogallo che ha fatto sicuramente un'azione della partita, che dimostra la qualità della squadra che è e che sicuramente darà del filo da torcere a tutti fino alla fine, e speriamo di giocarci, di essere su questo pacchetto anche noi, ma credo che se continuiamo su questa strada anche noi saremo lì a contenderci. Voi venite da 2-0-0, la partita oggi era impostata in maniera diversa di come si è svolta, o i ragazzi hanno eseguito gli ordini bene? No, i ragazzi si sono ben comportati, anche se poi avevo un'idea di partenza, speravo di riuscire a colpire con determinate situazioni che avevamo provato, però poi quando ho cambiato c'è stato comunque da parte dei ragazzi la capacità di capire, anche perché comunque sono cose che abbiamo già fatto a suo tempo, e hanno messo dentro quell'orgoglio, quella capacità tecnica e caratteriale che non ha creato dei scompensi alla squadra, perciò insomma sono soddisfatto sicuramente della prestazione, una prestazione di altissimo livello contro una squadra di altissimo livello, e quindi la prestazione e la fiducia nei ragazzi vale doppio. Bene, grazie mister. Grazie a lei.